Riscontrata la variante indiana del Covid in un marinaio sbarcato in Friuli Venezia Giulia. Riccardi, non abbassare la guardia, manteniamo stato d'allerta sugli arrivi dall'estero. Lettera del sindaco di Monfalcone Cisinta, Fincantieri, controlli straordinari e screening mirati per la variante indiana, ha chiesto anche il blocco delle assunzioni dall'estero per tutelare la popolazione. È stata rinviata l'udienza preliminare del processo ai 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro e dell'assassinio di Giulio Regeni. Intanto spunta un video di depistaggio, Giulio era una spia. Tappa finale di Top 500 a Udine per parlare della ripartenza post-pandemia per la presidente di Confindustria Udine Mareschi Daniele. Si deve partire dalla manifattura come dopo il terremoto. Hanno partecipato ai campionati italiani di spinning d'altura per conoscere i loro idoli e si sono ritrovati a vincerli. È la storia di 4 giovanissimi pescatori friulani e giuliani che hanno vinto il titolo italiano di pesca al tonno. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. È stata dunque individuata anche in Friuli Venezia Giulia la cosiddetta variante indiana del Covid. Un monitoraggio tra i cittadini stranieri rientrati nella nostra regione ha portato alla scoperta della pericolosa mutazione del virus. Lo ha comunicato il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, il quale ha sottolineato come la mutazione indiana sia stata riscontrata in un marinaio arrivato in Friuli Venezia Giulia. Manteniamo uno stato d'allerta, ha commentato Riccardi, sul fronte degli arrivi dall'estero e al contempo riaffermiamo il concetto che alla vaccinazione in corso e all'allentamento delle restrizioni non deve corrispondere un calo d'attenzione da parte dei cittadini sulle misure di sicurezza. E c'è preoccupazione a Monfalcone, così il sindaco Anna Maria Cisinta ha chiesto screening mirati e blocco delle assunzioni del personale straniero a Fincantieri. La richiesta è legata, secondo il primo cittadino, alla necessità di scongiurare il diffondersi della variante indiana. Dopo i contagi riscontrati in Veneto, anche a Monfalcone si inizia a temere per la presenza della variante indiana del coronavirus. Per questo motivo la sindaca Anna Maria Cisinta ha indirizzato una lettera a Fincantieri per chiedere di evitare il diffondersi della nuova variante attraverso misure di attenzione eccezionali, quali screening più mirati e il blocco delle assunzioni del personale straniero. Mi rivolgerò al questore al prefetto per ricevere informazioni sulla strategia di controllo adottata dalle forze dell'ordine sugli arrivi dalle zone in cui la variante indiana si è diffusa, ha spiegato Cisint. Inoltre all'azienda sanitaria avanzerò la proposta di fare screening mirati e di dare maggiore rilievo all'aspetto preventivo sanitario. Ricordiamo che proprio ieri il ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso da qualsiasi punto del confine a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. I dati di oggi sulla situazione Covid in Friuli Venezia Giulia comprendono anche quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, calano i pazienti in altri reparti, scendono a 7.347 le persone in isolamento. Su 7.540 tamponi molecolari sono stati rilevati 158 nuovi contagi, il 2,10%, e su 4.281 test rapidi antigenici invece 55 i casi, l'1,28%, 10 in tutto i decessi. Ancora numeri da zona gialla per il Friuli Venezia Giulia, cala ulteriormente la pressione sugli ospedali, l'RT risale leggermente. Gorizia e Udine sono tra le province italiane con l'incidenza minore di casi. Intanto la Fondazione Gimbe fa sapere che in Friuli Venezia Giulia ha completato il ciclo vaccinale il 10,5% della popolazione.
Gorizia e Udine sono tra le province italiane con la più bassa incidenza di contagi. Hanno superato anche Pordenone, che per molto tempo è stato il territorio con il minor numero di casi in Friuli Venezia Giulia. Restano complessivamente da zona gialla i dati sull'evoluzione della pandemia nella nostra regione. Migliorano ulteriormente i dati sull'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali. In una settimana è scesa dal 39 al 18% quella delle terapie intensive, mentre nelle aree mediche è calata dal 27 al 21%. È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. L'RT risale leggermente da 0,61 a 0,71, mentre si registra un'importante flessione del numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni alla Protezione Civile regionale, meno 23,3% contro il meno 9,4% della settimana scorsa. La percentuale di tamponi risultati positivi sul totale dei test effettuati è calata dall'8,7% al 7,1%. Migliora la situazione anche per quanto riguarda i focolai. Quelli attivi si sono ridotti da 901 a 698, quelli nuovi da 272 a 197. Con i nuovi positivi di ieri scende a 93 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni l'incidenza in Friuli Venezia Giulia. A Trieste è di 163 casi, a Pordenone di 81, a Udine 72, a Gorizia 71. Il quadro in miglioramento è confermato anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che fa il punto anche sull'andamento della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Il 10,5% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, il 12% si è visto somministrare la prima dose. I dati sono rispettivamente poco al di sopra e poco al di sotto della media nazionale. Ha completato il ciclo il 60,1% degli ultraottantenni, cui si aggiunge un ulteriore 24,5% che ha ricevuto la prima dose. L'andamento è leggermente inferiore alla media nazionale. Per quanto riguarda la fascia tra 70 e 79 anni, siamo nella media per ciclo completo e al di sotto di 8 punti percentuali per prima dose. Siamo più indietro anche per quanto riguarda i 60-69 anni. Ed è notizia di poco fa che si amplia la platea dei cittadini che possono prenotare la vaccinazione anti-Covid. La Regione infatti apre dalle 12 di domani le agende per le prenotazioni alle vaccinazioni riservate agli under 60 con comorbidità, la categoria 4 del Piano Nazionale Vaccini, ovvero persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, seppure senza quella connotazione di gravità che è riportata per le persone fragili. Lo hanno fatto sapere il Presidente della Regione Fedriga e il Vice Riccardi. I canali per le prenotazioni sono i soliti, la platea di persone interessate è di 77.000. I familiari vaccinati degli ospiti delle case di riposo di Pordenone tornano a far visita ai propri casi. L'emozione di Maria Pavan, la prima ad aver avuto un primo contatto nuovamente con il marito. Dopo un anno di separazione, i parenti degli ospiti rientrano nelle case per anziani di Pordenone e possono incontrare e soprattutto toccare i propri cari. È l'iniziativa Balconcini Fioriti, attuata di concerto con l'azienda sanitaria che da oggi permette ai familiari di chi vive a Casa Serena e all'Umberto I, purché siano vaccinati contro il coronavirus e passino il test del tampone, di visitare i parenti tenendo loro la mano. Tutti dovranno però tenere comportamenti attenti, a partire dalla mascherina. I familiari ci hanno posto il problema: siamo vaccinati, perché non possiamo entrare? Effettivamente a questa domanda non ho risposte se non quella dei balconcini fioriti. Non è sempre facile per gli anziani, alcuni di loro hanno dei deterioramenti cognitivi e quindi l'idea del contatto, dello stare vicino è estremamente importante. In questo anno abbiamo avuto un decadimento delle condizioni psicofisiche degli anziani determinate sicuramente anche dall'isolamento. La prima a visitare il proprio marito è stata la signora Maria Pavan. Chi viene a trovare? Mio marito. Quanto tempo è che non può vederlo? Da quando hanno chiuso qua, sì, lo vedo, ma così che non è come adesso che non vedo l'ora di riabbracciarlo. Emozionata? Tanto. Un'iniziativa che è anche un messaggio a favore dei vaccini. Se la gente si vaccina, se cala il rischio del contagio, se
cala la curva dei contagi, perché da noi con le vaccinazioni è drasticamente scesa, si può ricominciare progressivamente a ritornare verso un regime di normalità e di ripristino di quelle che erano le precedenti relazioni sociali tra gli ospiti e i loro familiari. È un messaggio e speriamo che porti bene. Ieri, alla vigilia dell'udienza preliminare del processo per i 4007 egiziani imputati dell'uccisione di Giulio Regeni, è spuntato un documentario che mette in cattiva luce il ricercatore friulano. Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Regeni, Palazzotto, parla di inaccettabile tentativo di depistaggio. L'udienza intanto è stata rinviata. L'udienza preliminare prevista per oggi, a carico di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle sevizie e dell'omicidio di Giulio Regeni, è stata rinviata al 25 maggio. La decisione è legata al legittimo impedimento causa Covid di uno dei difensori. All'udienza di oggi erano presenti i genitori di Giulio, Claudio e Paola. In aula anche il procuratore capo di Roma Michele Prestipino. Intanto ieri è comparso su YouTube, nel canale The Story of Giulio Regeni, un documentario che scredita il giovane ricercatore friulano, insinuando fosse una spia dei fratelli musulmani. L'ennesimo inaccettabile tentativo di depistaggio, scrive in una nota Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del ricercatore, che parla anche di documentario vergognoso. Sul video, in lingua araba e con i sottotitoli in italiano, è già bufera, anche perché raccoglie pure interviste a vari esponenti italiani, politici e militari, che poi hanno affermato di essere stati contattati con l'inganno. Tra le persone intervistate spiccano il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il deputato di Forza Italia Maurizio Gasparri e l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta. È molto grave che esponenti italiani, politici e militari si siano prestati a questa operazione ignobile, scrive Palazzotto. La commissione che presiedo, aggiunge, non tralascerà alcun dettaglio e cercherà di far luce su ogni zona d'ombra di questa vicenda. Si è costituito a Parigi l'ex terrorista rosso Luigi Bergamin, che deve scontare una pena a 16 anni e 11 mesi di reclusione per aver ideato l'omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. Bergamin ieri era fuggito alla cattura assieme ad altri 2 ex terroristi, 7 sono invece le persone arrestate. Proprio ieri la difesa di Bergamin ha presentato un'istanza ai giudici di Milano per chiedere la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena. A decidere sarà la Corte d'Assise, che ha fissato l'udienza per il 10 maggio. Il 1° ottobre David Sassoli renderà omaggio al Vajont. Il presidente dell'Europarlamento ha confermato nelle scorse ore all'eurodeputato Marco Dreosto la visita nei luoghi nei quali 58 anni fa avvenne la tragedia. Un evento di massima importanza simbolica, dal momento che nessuna autorità comunitaria è mai salita al Vajont a rendere omaggio alle vittime. La visita di Sassoli era già stata programmata per il 10 ottobre 2020, ma la positività di un componente dello staff del presidente dell'Europarlamento aveva costretto al rinvio dell'avvenimento. Si è concluso a Udine il tour virtuale di Top 500 di Nord-Est Economia organizzato dal gruppo GEDI. Al centro del dibattito le chiavi della ripresa post-pandemia, che secondo la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli deve essere incentrata sulla manifattura. L'evento Top 500 è sempre occasione per guardare quanto si è fatto, ma soprattutto ragionare in termini di prospettiva. La manifattura è sempre più centrale per il Friuli Venezia Giulia e in questo senso il ruolo di Udine è sempre più importante. Sì, diciamo che la manifattura è stata fondamentale nella crisi precedente, è fondamentale in questa crisi. Già se torniamo indietro al tempo del terremoto è stata fondamentale per la ricostruzione. Il Friuli Venezia Giulia è fondamentale per l'Italia perché riesce ad avere delle performance sempre migliori di quella che è la media.
Udine, a maggior ragione, come ex provincia all'interno del Friuli Venezia Giulia. Si parla molto di competitività e di come il sistema paese possa sostenere le imprese in questo senso, che cosa fare, che cosa serve. Svecchiamento della pubblica amministrazione, al problema della semplificazione della burocrazia, alla giustizia che non ci dà una certezza di diritto. Parlo di famiglia, centralità della famiglia che ormai è trasparente per quanto riguarda il nostro paese, digitalizzazione, siamo gli ultimi in Europa, infrastrutture obsolete, parliamo anche di sanità. C'è una partita molto importante che l'Italia deve giocare con tutti i suoi territori, sono i fondi europei. Non si può dimenticare le peculiarità locali quando si va a fare un discorso di insieme così importante che riguarda proprio il futuro del nostro paese. Localmente si sa di cosa c'è bisogno, dopodiché è ovvio che a livello nazionale bisogna essere capaci di prendere tutti questi progetti, di verificare l'integrazione fra di loro e di verificare il coordinamento degli stessi per ottenere l'obiettivo comune che è quello della crescita. La sicurezza sul luogo di lavoro non è un tema da affrontare esclusivamente durante la giornata internazionale dedicata al tema, ora deve far riflettere anche sul contenimento dei contagi da Covid. Per il segretario regionale della CGIL Pezzetta, il Friuli Venezia Giulia vanta un primato positivo perché risulta tra le regioni italiane all'avanguardia per essersi dotate di un piano di interventi di prevenzione anti-Covid all'interno delle aziende. Ieri si è celebrata la giornata internazionale per la sicurezza sul lavoro e per l'amianto. E proprio da questa giornata nasce una riflessione anche per quanto riguarda il Covid. Noi qua nella nostra regione credo siamo stati i primi a firmare protocolli di sicurezza da Covid nel nostro paese. Ciò significa anche frutto di una sensibilità e di un percorso che comunque in qualche maniera noi abbiamo già messo in atto da diversi anni sul tema sicurezza. E certamente il tema sicurezza da Covid, che per noi era un tema dirimente, non a caso io ritengo che questi protocolli, soprattutto nelle grandi realtà dove siamo più presenti, sono serviti, non abbiamo avuto casi di focolai particolari e sappiamo quanto fosse importante tenere il più possibile sotto controllo tutto questo. Sul tema sicurezza, che è un tema quanto mai attuale, un dato tanto per essere chiari, noi abbiamo visto e si evidenzia purtroppo che l'anno scorso nei momenti di ripresa di produzione dopo il lockdown automaticamente aumentavano in maniera esponenziale anche gli infortuni, segno che è un tema quanto mai attuale ovviamente sul quale noi non possiamo e non dobbiamo calare l'attenzione. Purtroppo gli eventi mortali nel 2020, nonostante anche mesi in cui si sia prodotto di meno, sono stati 18 nella nostra regione, purtroppo più o meno in linea con quelli del 2019, per cui c'è ancora tanta strada da fare. A livello nazionale giornata di protesta dei tassisti che chiedono maggiori interventi per la categoria al governo. Una protesta silente o perlomeno senza manifestazioni in piazza, ma sicuramente di effetto, quella dei tassisti che oggi in varie città italiane hanno inscenato cortei di auto e richiesto incontri con i prefetti. I tassisti non possono non lavorare per garantire un servizio necessario ai cittadini. Specialmente nella prima parte del periodo del Covid c'è stato un calo, come diceva lei, dell'80-85%, in alcune città anche di più, specialmente le città d'arte. Questo ha comportato naturalmente perdite enormi perché noi non siamo mai stati bloccati da non lavorare, quindi, però se la gente non si muove naturalmente noi non ci muoviamo. Qua ci sono 370 e passa attività, quindi 370 famiglie che hanno bisogno di magari solamente hanno quell'introito lì. Per poter lavorare dovevamo sempre tener conto di sanificare l'auto, avere prodotti ogni volta per pulire dopo ogni corsa l'auto, quindi questo ha un costo. Alcuni colleghi avevano addirittura installato una specie di divisorio in plexiglass per poter, diciamo, distanziare ancora meglio il cliente dall'autista,
però sempre a loro spese, quindi questo aveva un costo. E quindi adesso che cosa chiedete? Il principale è la richiesta di un fondo di 800 milioni di euro dedicato alla categoria proprio trasporto pubblico, non di linea, come è stato fatto per altre categorie. 453 corse aggiuntive, quanto messo in campo dal trasporto pubblico locale per far fronte al rientro a scuola degli studenti, prima al 50% e poi con la zona gialla al 70%. Dal monitoraggio dei flussi, fanno sapere da Riva Udine, che ha garantito 227 corse extraurbane straordinarie, ad oggi non sono emerse rilevanti criticità. La possibile incompatibilità di orario dei servizi può derivare da particolari situazioni di istituti scolastici con un programma di ingressi in orari che si discostano dal doppio turno, ma in ogni caso è stato fatto quanto possibile per risolvere le problematiche puntuali. L'azienda, in risposta alle polemiche sollevate nei giorni scorsi da diversi studenti di istituti dell'ex provincia di Udine, comunica che si mantiene in costante contatto con il prefetto e con la direttrice dell'ufficio scolastico per i rilevamenti, monitoraggi ed eventuali valutazioni che dovessero rilevarsi necessarie. Raddoppio dell'utile, distribuzione dei dividendi ai soci, nuovi investimenti a favore dell'internazionalizzazione d'impresa. Sono i risultati del bilancio d'esercizio di Finest per il 2020 approvato ieri dall'Assemblea dei soci. La finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del Triveneto con sede a Pordenone ha investito 11,1 milioni di euro in 9 nuovi progetti. Ha ottenuto un risultato netto di bilancio pari a 351 milioni e pari a un più 82% e distribuito dividendi per 239 mila euro. Oltre la metà degli investimenti, in primis nei settori della plastica, dell'edilizia, della meccanica e elettromeccanica, sono stati attratti da Francia e Polonia. La cronaca versa in gravissime condizioni un motociclista che la notte scorsa ha perso il controllo della moto a Monfalcone, vicino all'Emisfero. Soccorso dal personale dell'ambulanza, il centauro è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. Furto nelle vigne di un'azienda agricola di Castions. Di strada a un agricoltore sono stati sottratti 5,5 quintali di fitofarmaci per il trattamento della vite. I ladri sono entrati in 2 container dove erano depositati prodotti chimici. È stata rubata merce del valore di oltre 6.000 euro. Come intervenire sul territorio udinese per abbattere le barriere architettoniche? Al quesito ha dato risposta uno studio realizzato dall'Ateneo Friulano in collaborazione con il Comune. Uno studio del territorio, compresi marciapiedi e strade, accessi agli uffici e attraversamenti, fungerà da base per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in maniera mirata e programmabile gradualmente nel tempo. È il frutto del lavoro di un'equipe dell'Università di Udine nell'ambito di una stretta collaborazione tra l'Ateneo Friulano e il Comune. Il modello è esportabile anche in altre città. Hanno lavorato soprattutto i docenti della nostra università e gli studenti, i borsisti, in collaborazione con i nostri uffici. Quindi il risultato è molto importante perché è di alta qualità e penso che grazie proprio all'università abbiamo raggiunto questo obiettivo. Adesso toccherà a noi dargli attuazione perché l'impegno è abbastanza oneroso e anche impegnativo, insomma, ma certo che facciamo fare però un salto di qualità alla città per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche. Molte sono le attività in cui ci siamo già cimentati per mettere a fattor comune da una parte le esigenze, da una parte le competenze per risolvere questioni che sono di interesse comune della città e della cittadinanza. L'obiettivo è migliorare appunto la vivibilità della città e dare anche un esempio al territorio. Abbiamo individuato degli itinerari precisi sulla base del numero effettivo di servizi essenziali, servizi al cittadino e poli attrattivi che servono. Avevamo bisogno di un valore, da dove incominciare. L'immagine che emerge appunto di questo asse verticale con questi attraversamenti trasversali è facilmente implementabile negli anni con un percorso di integrazione.
10 anni fa il patrimonio artistico longobardo di Cividale valso alla città ducale, il blasone dell'UNESCO. Da allora si continua a lavorare per il recupero del complesso monastico di Santa Maria in Valle del Tempietto. Nel prossimo servizio vi sveliamo in anteprima 2 importanti novità. Riprendono i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione del complesso monastico di Santa Maria in Valle a Cividale e del Tempietto longobardo. 2 le importanti novità in vista della nuova stagione turistica. Da poco si è concluso il primo lotto di circa 3,5 milioni di euro, un intervento molto importante che ha visto la riqualificazione di una prima ala del monastero, all'interno della quale hanno trovato spazio la biglietteria, quindi il centro visitatori, dove poi inizialmente avevamo ipotizzato l'apertura di un'attività commerciale, un bar per ospitare i turisti, ma in realtà questa idea poi è cambiata in corso d'opera e adesso è in fase di progettazione, speriamo di realizzarla e inaugurarla entro giugno, dove festeggeremo i 10 anni dall'entrata nell'UNESCO, una vetrina del territorio che avrà come obiettivo quello di valorizzare, di dare visibilità alle nostre eccellenze enogastronomiche e artigianali. La seconda novità riguarda una stanza virtuale dove sarà riprodotto un sito difficilmente raggiungibile, in particolare per i diversamente abili. Sarà una stanza virtuale immersiva, verrà riprodotto ad esempio l'ipogeo celtico e quindi sarà visitabile virtualmente. Sono 4 ragazzi del Friuli Venezia Giulia, i nuovi campioni italiani di spinning d'altura. Hanno sbaragliato la concorrenza nei campionati di Ancona. Racconteremo la loro storia a Sport FVG, si parlerà anche di dilettanti con la fusione tra Fontana Fredda e Prata. E subito dopo le news sportive l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.